Di nuovo luce accese dell'autostart, cavalli di 2 anni, in 10 1 Ivisauro, 2 Isa d'Amore, 3 Iceberg LP, 4 Inoki Fox, 5 Iceberg Yes, 6 India Lux, seconda linea 7 Jasmine Fly, 8 Ipazia GPD, 9 Inacomun, 10 Irma dei Greppi, favori per Iceberg LP, numero 3 Antonio Di Nardo, al debutto Walter Zanetti al training. Partenza è veloce Isa d'Amore che conquista in breve la testa, all'esterno veloce anche Inoki Fox, tra i due c'è Iceberg LP che poi si accoda, o perlomeno segue la scia di Inoki Fox che rimane all'esterno, Isa d'Amore in vantaggio, Inoki... Numero 9 Inacomun che squalificato, poi si adegua numero 10 no, c'è Irma l'errore dei però Greppi di Isa d'Amore, squalificato, lascia il comando così Inoki Fox e all'esterno si numero 2 presenta Isa Iceberg d'Amore LP. squalificato, Iceberg LP attacca dopo 400 metri che se ne vanno in 38, prova a reggere Inoki Fox, poi lascia sfilare l'avversario che passa così a condurre e guida sulla seconda piegata. La terza posizione per i Pazia GPD 600 che se ne vanno in 46,2. Buona l'andatura per i primi con in quarta posizione Ivisaur che accenna a muovere ma è anticipato da Ipazia. Ipazia GPD avanza all'esterno, raggiunge e supera Inoki Fox, si trascina Ivisaur. Cavalli che hanno completato intanto i primi 800 e il chilometro se ne va nell'ordine del 1:17,4, si accoda in seconda posizione Ipazia. Quando siamo a poco più di 500 dall'arrivo, Iceberg continua a condurre, Ipazia che ci prova nuovamente andando all'esterno. Iceberg in vantaggio, Ipazia in seconda posizione, poi più indietro c'è Inoki Fox e Ivisaur, non cambiano le posizioni a metà della curva conclusiva con Iceberg che accelera ora di scatto, prende netto margine di vantaggio da Ipazia GPD. Iceberg che se ne va per concludere per distacco e vincere nettamente staccando nel finale, secondo posto per Ipazia GPD, mentre per il terzo sul palo probabilmente Ivisaur a ragione di Inoki Fox. 1:16,4, 30 secco a chiudere, ottima impressione per questo Iceberg LP al debutto. Antonio Di Nardo per conto di Walter Zanetti e della scuderia San Vincenzo che in percorso di testa dopo aver sfilato in 400 metri vincono a mani basse, allungando soltanto negli ultimi 400 metri, 30 secco a chiudere, impressione molto molto buona per questo debuttante, figlio di FaceTime Bourbon e Beautiful LP.